Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è lunedì 13 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 19:36. La luna si leva alle 4:03 e cala alle 15:11. Oggi si celebra Papa Martino I. Il nome Martino deriva dal latino Martinus e significa dedicato a Marte, il dio della guerra. Il 13 aprile si celebra la giornata internazionale del bacio, un gesto che non è solo romantico ma è un vero toccasana per la salute. Attiva ben 35 muscoli facciali, riduce lo stress e migliora la circolazione. Un bacio aiuta a mantenere quindi il cuore giovane e l'anima leggera. Alberto Zangrillo festeggia oggi 68 anni. Primario del San Raffaele di Milano e volto noto della medicina italiana, Zangrillo unisce la carriera accademica alla passione per lo sport. È infatti il presidente del Genoa, il club più antico d'Italia. Tanti auguri a Guglielmo Mariotto che oggi compie 60 anni. Lo stilista venezuelano, pilastro della Maison Gattinoni, è diventato una vera icona televisiva grazie al suo ruolo di giudice severo ma carismatico in Ballando con le stelle, dove siede dietro il bancone dal lontano 2005. Oggi Lodovica Comello festeggia i suoi 36 anni. Dalla popolarità mondiale con la serie Disney Violetta, Lodovica ha saputo trasformarsi in una conduttrice di successo per programmi come Italia's Got Talent, confermandosi un talento poliedrico capace di spaziare dalla musica alla conduzione radiotelevisiva. Il 13 aprile 1808 nasceva a Firenze Antonio Meucci. Sebbene per decenni il merito sia andato ad Alexander Graham Bell, Meucci è stato riconosciuto come il vero inventore del telefono. Il suo teletrofono fu il primo dispositivo capace di trasmettere la voce attraverso fili elettrici, una rivoluzione che ha cambiato per sempre il modo in cui comunichiamo. Se hai un maglione di lana che ti fa prudere la pelle, non metterlo via. Mettilo piuttosto in un sacchetto di plastica e infilalo nel congelatore per una notte. Il freddo congela le fibre e le appiattisce, rendendo la lana molto più morbida e meno irritante al tatto. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la settimana inizia con una luna che passa dagli idealismi dell'Acquario al sentimentalismo dei pesci. Cosa succede nello zodiaco? Ariete, seppure la mattinata risulta dotata di molti buoni propositi, l'intuizione e la sensibilità che genererà nella seconda parte della giornata saranno ora il vostro tallone d'Achille, ora l'apertura necessaria che vi porta un po' a gestire quel Marte, Nettuno e Saturno così carichi nei vostri gradi zodiacali che esigono sempre di più, modulate un po' quello che sentite dentro. Toro, per voi oggi la settimana inizia con una bella Venere nei vostri gradi che però sembra un pochino innervosita, immattinata da alcuni accadimenti. La presenza della luna in pesci addolcerà tutto dal pomeriggio in poi, un pomeriggio fatto di accordi e di intese. Gemelli, per voi oggi la luna in mattinata è ancora prolifera e dinamica, sfruttatela bene e non fate l'errore di tralasciare qualcosa. Il pomeriggio si trasforma un po' in un'analisi emotiva di tante dinamiche e relazioni che sentite che vi possono essere un po' sfuggite di mano. Cancro, accettare il fatto che la luna abbia in serbo per voi un trigono meraviglioso che rimette a posto l'energia è quasi innaturale dopo un weekend così pieno di passione, un po' tornare alla normalità, tornare alla dolcezza di cui siete capaci. Marte, Nettuno e Saturno vi obbligano a dare il massimo al lavoro. Leone, settimana che inizia con una luna che smette di funestarvi e che vi lascia in pace già dall'ora di pranzo in poi. Dovete quindi, adesso che niente vi disturba più emotivamente, concentrarvi e soprattutto rilassarvi, fare le cose con calma e manifestare meno stanchezza. Il sole in trigono serve proprio a ricaricarsi. Vergine,
Per voi oggi è una giornata in cui la luna potrebbe farvi sentire un po' stanchi e affaticati, anche perché è uno di quei lunedì in cui la Vergine dovrà molto ordinare le cose e soprattutto analizzare dei pregressi che una volta e per tutte andranno finalmente risolti. Avete 3 anni davanti per ricaricare le energie e ritornare padroni di ogni tipo di situazione. Bilancia, per voi oggi è una giornata splendida proprio perché la Venere e la Luna sono alla distanza giusta per darvi una soluzione affettiva importantissima, ovvero un sì detto all'ultimo minuto, una promessa d'amore fatta e come per magia il cielo della Bilancia torna di buon umore. Scorpione, Venere d'opposizione, oggi vi fanno iniziare un lunedì motivatissimi, soprattutto alla tutela del vostro sentimento, e la Luna che vi procura un incontro chiarificatore da dopo pranzo in poi, sfruttatelo bene. Sagittario, settimana che inizia con un Giove sempre più pretenzioso, mentre lotta con il Sole per avere una ragione in più. Una ragione in più che probabilmente non vi serve proprio perché Mercurio sta arrivando a darvi ragione tra qualche giorno, ma Marte, Nettuno e Saturno non ne vogliono proprio sentire di stare in panchina. Capricorno, per voi oggi è una giornata molto liscia, libera e distensiva, proprio perché la Luna vi dà gli assist giusti per parlare con dolcezza e con molta modulazione proprio ai referenti che vi servivano per completare un progetto importante. Nel vostro cielo si assommano tante dinamiche, dovrete ora giocare a eliminazione su quelle che non vi servono più. Acquario, ancora in mattinata la luna nei vostri gradi vi rende un po' emotivi, ma già dall'ora di pranzo in poi sarete padroni della situazione. Un incontro molto importante oggi determina un po' tutti i vostri interessi di questa settimana, arrivano delle bellissime notizie, ci sono delle svolte importanti al lavoro. In amore, ancora un po' fuggite. Pesci, per voi oggi è una giornata splendida, la luna arriverà nei vostri gradi a metà giornata e vi farà sognare ancora una volta. Oggi sarete forti proprio nella maniera in cui riuscirete a trasmettere i vostri sentimenti, a intuirvi con gli altri al lavoro e a essere semplicemente confortati dalla sicurezza affettiva familiare. 13 aprile 1964, la notte degli Oscar sorride all'Italia. Federico Fellini vince la statuetta per il miglior film straniero con il suo capolavoro 8 e mezzo. Il film, che vede Marcello Mastroianni come alter ego del regista, è diventato simbolo della crisi creativa e della magia del cinema, amato dai registi come Martin Scorsese. Il titolo? Semplicemente il numero d'ordine delle opere dirette fino a quel momento da Fellini. Vi è mai capitato di dire con orgoglio "I know my chickens"? Ecco, sappiate che per un inglese questa frase non ha alcun senso. Se volete dire che conoscete i vostri polli, ovvero che sapete bene con chi avete a che fare, la forma corretta è "I know who I'm dealing with". Sorry. Samuel Beckett, un genio dell'assurdo che nel 1969 vinse il Nobel per la letteratura, ma si rifiutò di andare a ritirarlo. Schivo, introverso e profondamente segnato dalla depressione, Beckett rivoluzionò il teatro con opere come Aspettando Godot. Una curiosità: nonostante la natura complessa, era un grande sportivo e resta l'unico premio Nobel citato nel Wisden Cricketers Almanac per i suoi trascorsi nel cricket. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Una bugia ripetuta a sufficienza diventa verità. Con questa riflessione sull'importanza della verità chiudiamo l'appuntamento di oggi. Grazie per averci seguito, io vi aspetto domani con tante nuove curiosità con l'Almanacco. Buon lunedì dalla vostra Jaire.